Sono 21 le amministrazioni comunali che hanno aderito a questa seconda parte del Teatro Siete Voi, perché abbiamo avuto un'altra parte, quella estiva, per un complessivo che è andata molto bene, sì, perché abbiamo puntato su una cosa un po' nuova che è il Circo Teatro, per un complessivo di 24 comuni che aderiscono quest'anno al Teatro Siete Voi. Ecco, 3 anni fa eravamo qua, perché le conferenze stampa di inaugurazione le facciamo sempre qua in provincia, avevamo 11 comuni, avevamo vinto un bando, quindi sembrava un momento spot, no? Quando si vince un bando non è detto che poi l'anno successivo la cosa si possa ripetere, e invece grazie alla collaborazione di tutti, alla partnership di tutti, siamo riusciti ad andare avanti. In primis però fin dal primo momento che c'era accanto a noi c'era la Regione del Veneto. Abbiamo qui l'assessore Corazzari. Questo rapporto, grazie ad Arteven, si è rafforzato. Dall'anno scorso siamo all'interno di un progetto che ci permette appunto di essere così capillari, di portare anche i laboratori teatrali all'interno delle nostre proposte culturali. Prego, Assessore. Allora, vediamo come funziona. Grazie. Innanzitutto grazie a Irene. Mi devo complimentare veramente per il lavoro che ha fatto in questi anni promuovendo questi progetti, questo progetto in particolare che è cresciuto nel corso del tempo. È vero, la Regione Veneto è parte di Arteven, è una realtà, diciamo, uno dei nostri bracci operativi sul territorio per quanto riguarda la cultura, il teatro, lo spettacolo dal vivo e direi a 360 gradi, perché non si parla solo di teatro. Qui abbiamo il direttore Marinelli che ha un compito molto importante, e devo anche ricordare Pierluca Doni, che è una persona che è stato il fondatore, il creatore, artefice, sviluppatore di Arteven per tanti anni, ed è una figura sua che ci mancherà moltissimo, ma del cui lavoro ancora godiamo oggi, quindi lo dobbiamo ricordare e ringraziarlo. E naturalmente poi abbiamo sempre cercato di promuovere progetti, iniziative come queste a livello regionale. Questo vale per il Polesine ma non solo, riguarda tutto il territorio della nostra regione, perché sono progetti di rete che quindi sviluppano una sinergia sul territorio, mettono insieme attraverso Arteven, come dicevo, che è un circuito di distribuzione che ha un rapporto diretto con le amministrazioni comunali, mettono insieme i livelli istituzionali, quindi Rete Eventi, la provincia di Rovigo, e hanno la possibilità di garantire un'offerta culturale di altissima qualità, sia nelle realtà culturali più affermate quanto nei piccoli centri, in quelle aree, diciamo, che avrebbero autonomamente maggiori difficoltà a offrire un'offerta culturale di questo tipo. Per noi questo rappresenta un obiettivo di straordinaria importanza. Sottolineo poi come questo progetto in particolare sia significativo, perché è rivolto ai ragazzi e ai giovani, parla di spettacolo dal vivo, parla di teatro, si porta il teatro a confrontarsi con quello che è il mondo delle nuove generazioni, che sarà giocoforza, quello rispetto a cui dovremo guardare per il futuro. Dovete sapere che avevamo grande preoccupazione a seguito della pandemia circa la fine che avrebbe fatto lo spettacolo dal vivo e il teatro in particolare. Questo filo con il pubblico che era flebile e che si fu drammaticamente spezzato e che oggi è stato faticosamente, ma direi efficacemente riannodato. La gente sta tornando a godere, a fruire degli spettacoli dal vivo, sta tornando ai teatri, i numeri ci confortano in termini di presenze, di biglietti, di abbonati. Questo dobbiamo dire grazie al grande lavoro che è stato fatto da tutti 360 gradi, partendo anche dai livelli territoriali. Ecco, questo progetto è rivolto proprio a garantire il futuro del nostro teatro, è rivolto a gettare un seme nei confronti dei nostri ragazzi che saranno il pubblico di domani, perché oggi il pubblico dei teatri ha un'età media piuttosto alta e dobbiamo essere in grado di parlare anche con le nuove generazioni, creando quel legame, quel rapporto anche affettivo, anche emozionale con il teatro che secondo me dai tempi della commedia e della tragedia greca ad oggi ha ancora tutta la sua potenzialità, tutta la sua efficacia e deve per forza per noi essere un obiettivo, quello di poter dare continuità.
Quindi il valore di questo progetto non è circoscritto al fatto di dare un'offerta culturale in più, un'attività in più nei nostri comuni, ma va ben oltre, è un valore di sistema, ed è questa un po' la nostra ambizione e la nostra volontà. Chiudo complimentandomi per il lavoro che è stato fatto in precedenza, augurando a tutti voi il buon lavoro per questa iniziativa, per l'attuale iniziativa autunnale, confermando il sostegno e il supporto della Regione del Veneto tramite Artevene, ma anche indirettamente, e sottolineando che quello che oggi si fa in Polesine è un lavoro che non vale solo per il Polesine, ma stiamo facendo, dando un piccolo contributo per tutto lo spettacolo d'arrivo della nostra regione e del nostro paese. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie. Utilizza un linguaggio sicuramente alto dal punto di vista culturale, ma per i bambini, e quindi fa anche del divertimento uno di quegli elementi attrattivi che ci sta facendo avere davvero tanto successo. Ovviamente sapete che Teatro Siete Voi non è solo la proposta di spettacoli, ma c'è anche la formazione, ci sono i laboratori che io credo siano davvero un elemento fondamentale di questa programmazione, perché la proposta, pur alta quanto a qualità che c'è negli eventi proposti, però si arricchisce in una maniera straordinaria proprio perché si vede che dietro c'è molto di più, c'è l'intenzione di lavorare veramente sui nostri ragazzi e non di consegnare uno spettacolo che, per quanto bello possa sembrare un momento, e quindi talvolta anche solo uno spot del teatro, per quanto per carità ne abbiamo anche assolutamente bisogno, ma dietro c'è proprio la volontà di riuscire a formare. Una precisazione solo perché appunto l'assessore ha parlato del sostegno che come enti diamo, e una sottolineatura che faccio sempre, ma che deve essere ribadita, è che la nostra volontà di sposare questo progetto ovviamente è stata resa possibile ed è resa possibile, continua ad essere possibile grazie all'intervento e all'appoggio di Fondazione Cariparo, perché in tutte le iniziative che la provincia ritiene di mettere in programmazione c'è il grandissimo contributo di Fondazione Cariparo che sempre ci sostiene questo territorio, e in ambito culturale è assieme alla Regione il partner che fa da motore poi a tutte le nostre iniziative, a tutte le nostre proposte. L'altro ente che ci ha dato il cuore è Artevene. Allora, quando ho incontrato Pierluca Dognini nel 2020, mi dice: ma proprio teatro ragazzi vuoi fare? Sì, e in Polesine, sì. E ha detto: vabbè, ti aiuto. È così che abbiamo cominciato e stretto questo rapporto, che senza di lui e senza il suo appoggio molto probabilmente a un'altra persona tutta questa cosa in Polesine così disseminata in sala, così sperduta, magari sarebbe stata poco attrattiva, ma lui vedeva avanti, lui sapeva dove si poteva arrivare e mi ha appoggiato da sempre. Io siamo qui anche perché lui c'è anche in questo momento, in queste cose che stiamo facendo, e ci sarà per sempre, perché per esempio la proposta dei laboratori teatrali così massiccia è sua, perché io invece ero partita con dei laboratori solo su Rovigo, che ci sono ancora, e quindi l'apporto, la costruzione insieme con Pierluca è stata molto intensa. Adesso ci sarà, e c'è in questo momento, Giancarlo Marinelli, che è un outsider, che è un artista straordinario che ha la direzione artistica in questo momento di Artevene, e a lui passo la parola perché con lui condividiamo grandi idee relativamente al teatro dei ragazzi, al valore del teatro come cultura, come diffusione della socialità tra i giovani. Grazie.
essere qui oggi non è stato facile perché ho lasciato all'Olimpico di Vicenza, che ho l'onore di dirigere, uno spettacolo che sta per debuttare stasera, anche se è il terzo anno che facciamo l'Histoire du Soldat con Brosilla Fouer, l'orchestra diretta da Beatrice Venezzi, però insomma è pur sempre un debutto all'Olimpico, quindi insomma scapperò subito dopo aver finito di parlare, quindi di questo mi scuserete. Non potevo però non esserci per dire alcune cose, innanzitutto per ringraziare la Regione Veneto, la sensibilità del suo assessore, dei suoi uffici e tutti i comuni e gli enti coinvolti in questo progetto. Sapete, il progetto che costruisce Irene, che ha costruito negli anni, è di un'importanza cruciale, perché si chiama il teatro siete voi, non siate voi. Sovente noi usiamo i congiuntivi quando parliamo di dedicare qualcosa ai ragazzi, o peggio i condizionali, facciamo fatica a trovare la formula che anche dal punto di vista proprio del linguaggio porti il desiderio, l'aspirazione, la tensione alla realtà, alla sua esecuzione. No, quello di Irene è un progetto in cui il presente e il futuro dell'essere voi da parte del teatro da subito è cominciato nel modo giusto. Io faccio questa domanda da un po' di tempo. Noi siamo sicuri che i futuri sindaci, e cioè i ragazzi che adesso hanno 9, 10, 11 anni, quando diventeranno appunto amministratori oppure dirigenti di banche che devono aiutare attraverso i finanziamenti, o amministratori o architetti o quello che volete voi, siamo sicuri che fra 20 anni, quando si tratterà di salvare lo stabile che ospitava una multisala, saranno interessati a salvarla? Io ho dei dubbi, perché quel luogo, per quanto legato a un ricordo di vita, non è identitario. Però dobbiamo stare molto attenti a pensare che il teatro lo sia a prescindere. Dobbiamo stare molto attenti a dare per scontato che il sindaco di fra 30 anni, che l'assessore regionale fra 30 anni, che il direttore, il dirigente della banca fra 30 anni considereranno il teatro come un bene materiale nella sua immaterialità da proteggere a prescindere. Non è così. Allora, i progetti come il Teatro Siete Voi mettono al centro l'identità di una terra legata all'identità dei ragazzi. E questo è il futuro. Non c'è altra via da percorrere. E che tutto questo venga fatto in Polesine, per me è doppiamente commovente, perché in Polesine, per me ragazzo, qui c'è Paolo Bezzù che lo ricorda molto bene, è stata la mia culla. Qui io sono nato come artista grazie al mio papà, al mio padre spirituale, che era uno dei più grandi scrittori di questo paese, l'Italia abbia avuto, che era Gianluca Mucciotto. Ecco, allora, partire dal Polesine, partire da qui, per mettere al centro la realtà presente e futura dell'essere teatro dei ragazzi di oggi, è l'unico modo per garantire l'identità dell'architettura, del paesaggio, della cultura, della tradizione, del passare il testimone di questa terra. E quindi mi aggiungo ai ringraziamenti fatti a tutti coloro che sono protagonisti di questo progetto. Uno fra i protagonisti era quello che Irene e Cristiano prima hanno ricordato, cioè Pierluca Bonina, a cui questi e altri successi dobbiamo e a cui ogni altro cielo che riusciremo a marcare come quello rappresentato alla giovinezza intendiamo dedicare. Grazie.